con noi il signor Lord Vacuum, un famigerato criminale e genio del male. Lei, signor Vacuum, è stato accusato di innumerevoli tentati crimini brutali, ma dalle cronache non sembra averne portato a termine nessuno. Come ce lo spiega? Sono stati errori circostanziali. Che intende legati alla circostanza? No, intendo proprio che il circo in cui lavoravo stanziava un'azione di sfiga. Ah, capisco, signora Vacuum. Prego, mi chiami ora. Dicevamo, signor Lord, lei ha un passato non invidiabile come genio del male, ma qualcosa è cambiato nella sua vita, non è vero? Sì, E cosa? ho incontrato questa donna qua. Magnifico, vedo che l'ha incontrato in una biblioteca. Sì, ma lei stava seduta proprio accanto a me nella stessa sezione della biblioteca e ho pensato, finalmente una donna che condivide i miei gusti. Allora mi sono chiesto, ci ho chiesto a lei che cosa leggi. E lei mi fa, Baudelaire, Le fiori del male. Ho detto, c'ho l'attacco del cuore, Le fiori del male, è perfetto. Mi fa, lei mi fa, e lo conosci? E ci ho detto, che certo che lo conosco! Anche se magari è probabilmente un super cattivo, che escono ogni secondo, ogni giorno, uno dei fossi ne escono. Oh, lei fa, bello, bello! Pensavo che in questa sezione del bricolage fossero tutti zoticoni. E io, zoticoni no, bricolage, che è bricolage? E allora lei mi fa, sì, la sezione poesia è tutto pieno. E io, adesso devo andare, mi fa, devo andare a guardare la casa per il matrimonio. Il matrimonio, ho detto che matrimonio? Oh, ma questo è terribile! Incontra la persona della sua vita e finisce subito così. Lei non mi conosce. Ho trovato una soluzione, ho trovato. Ho ingaggiato un personal trainer per allenarmi. Conquisterò quella donna. Ho scoperto con chi si sposa. Si fa chiamare Space. E quando avrò finito il mio training non sarò in grado di battermi. Space! Tu non te la meriti quella donna lì! È tutta mia! Ti sfido, Space! Ti sfido a dimostrarmi che sei all'altezza della Mariel!